28 anni di carcere e 9.000 euro di multa. È questa la richiesta del pubblico ministero Michele Permunian per l'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Riese Più il 19 dicembre del 2023 da Bujar Fandai, quarantenne artigiano di origine kosovara con cui aveva avuto una relazione. 24 anni sono quelli di prassi per omicidio, a cui si aggiungono i reati di revenge porn, porto d'arma e violazione di domicilio. Ma all'assassino sono state riconosciute anche alcune attenuanti, tra cui l'aver chiesto scusa alle famiglie e l'essersi reso disponibile a risarcire i parenti della vittima, motivo per il quale non è stato chiesto l'ergastolo. Le parti civili, la famiglia della Ballan, Nicola Scapinello il compagno e il figlio piccolo di Vanessa, assistiti dagli avvocati Eva Baggio e Simone Guglielmin, hanno chiesto un risarcimento per oltre 3 milioni di euro. Nel corso dell'arringa, durata quasi 3 ore, Permunian ha ripercorso le tappe della storia iniziata nel 2022 fra Vanessa e Bujar e soprattutto ha letto in aula alcuni degli innumerevoli messaggi minacciosi e intimidatori che il kosovaro ha inviato a Vanessa. In molti la minaccia di morte e in altri afferma che si toglierà lui stesso la vita. Messaggi che spaventarono Vanessa al punto da continuare la relazione, anche se con tentativi sempre più frequenti di interromperla. Un omicidio che secondo il pubblico ministero fu premeditato non solo per le chat tra l'assassino e la vittima, ma anche per quelle intrattenute con i suoi familiari e per il modus operandi. Bujar infatti andò quella mattina a casa di Vanessa in bici, sfuggendo così al controllo del targa system e portando tutto il materiale atto a sfondare porte e finestre, oltre ai coltelli per colpire a morte Vanessa, che era in attesa del suo secondo figlio. La sentenza è attesa per il 9 luglio.